Corsa riservata ai gentleman, Ciclone Tav, Urbe del Ronco, Solista Desi, Unicum RL, Valentiniano, Azalea Jet in prima fila, in seconda Becky Black Dante, Riz B Attila e Amarcord Matto. I favori sono per Urbe del Ronco numero 2, alternativa principale Unicum RL, ma anche Solista Desi, macchina che stacca con Unicum RL veloce che supera numero Urbe del 1, Ronco, Ciclone Tav, ha sbagliato Ciclone squalificato. Tav, ha sbagliato anche Becky Black e anche Valentiniano è rimasto discosto. Intanto continua a guidare con 3 lunghezze di vantaggio Unicum RL. Urbe del Ronco ora addirittura a una quindicina di metri, seguita nell'azione da Solista Desi che è in terza posizione alla corda. Intanto continua ad andare via Di Lena dopo i primi 400 in 29,9. Unicum RL ha ora una ventina di metri di vantaggio su Urbe del Ronco, 600 iniziali in 45,2, con frazione ancora in 15,3. Urbe del Ronco non gli corre dietro. Percorsi esterni c'è invece Azalea Jet in terza ruota, cerca di impegnarsi Attila che ha più indietro Amarcord Matto. Intanto continua ad andare via un minuto per i primi 800 metri di gara Unicum RL in vantaggio al chilometro in 1,15,3. Urbe del Ronco in seconda posizione, ora cerca di avvicinarlo quando siamo a 500 dall'arrivo. Paletto dei 400 metri finali superato e Urbe del Ronco ora si è decisamente lanciato all'inseguimento di Unicum RL che ora è sotto tiro. Urbe del Ronco scatta al suo esterno, in poche battute raggiunge Unicum, l'impegna per passare in vantaggio all'ingresso in dirittura d'arrivo. Urbe del Ronco è inseguito da Solista Desi. Nel finale controlla e vince agevolmente, mentre al terzo finisce ancora Unicum RL, precedendo Azalea Jet. 1,15,9 il ragguaglio finale, 31,6 a chiudere. Matteo Angeloni ha fatto bene i propri calcoli, ha lasciato sfogare al comando Unicum RL per poi avvicinarlo gradualmente sulla retta delle scuderie e piegarlo nettamente in retta d'arrivo. Vediamo il successo netto per Urbe del Ronco, Matteo Angeloni, per conto di Felice Facci e della scuderia Tatò.